I protocolli regionali non li ha fatti Nicola Finco piuttosto che Luca Zaia, li hanno fatti i tecnici della sanità sulla base di dati scientifici e dati tecnici. Quindi i Covid hospital non è che sono delle scelte politiche di avvantaggiare o svantaggiare un territorio, sono delle scelte per mantenere il sistema sanitario in equilibrio, ma soprattutto per continuare a garantire determinate prestazioni mediche. E quindi ovviamente mi auguro insomma, che questa sia una scelta che venga valutata bene anche da parte della direzione dell'ospedale del Lussette. Parole chiare per una situazione altrettanto chiara. Non è la politica ad aver destinato Sant'Orso a Covid Hospital quando i dati lo renderanno necessario. È stata la sanità regionale e la politica locale, invece, sembra voler cambiare le carte in tavola. Noi riteniamo fondamentali insomma, che vengano applicati i protocolli regionali, ma soprattutto quello che non riesco a capire sono le polemiche fatte da alcuni sindaci, in particolar modo il sindaco di Schio e anche il sindaco di Tiene, che loro invece sembrano dell'idea di mantenere i positivi all'interno di ogni singolo nosocomio. L'esempio dell'ospedale della Bassa Padovana, già destinato al Covid in passato e confermato come struttura indispensabile per la gestione dell'emergenza, è lampante e conferma la linea regionale. E se noi teniamo un certo numero di positivi all'interno di singoli ospedali, poi corriamo il rischio di creare dei veri e propri cluster e quindi di conseguenza di bloccare tutta una serie di attività. Il doppio impegno del San Bassiano e di Sant'Orso rischia quindi di rallentare molte attività importanti per i due nosocomi. E non vorrei mai insomma, vedere l'attività dei nostri nosocomi bloccati perché ovviamente il contagio può dilagare da un ospedale all'altro.